Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli ricostruite le fasi dell'omicidio di Francesco Augeri, la doppia lite, il ruolo di Criscuolo, amico della vittima e l'omertà. Hanno protestato questa mattina davanti alla sede del provveditorato agli studi di Cosenza i docenti di sostegno impegnati nelle scuole del nord che hanno fatto domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza. La Regione ha stanziato 42 milioni di euro per liberare gli edifici pubblici, scuole in primis, dall'amianto. Verranno stipulati accordi diretti con i comuni. Il canile di Vibo non riesce a superare le criticità che lo avvolgono. Chiesto l'intervento delle istituzioni, il prefetto ha convocato un tavolo tecnico. Ultime ore di lavoro per la sistemazione del manto erboso del Marulla, ma i tifosi fremono e caccia al tagliando. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in primo piano ancora l'omicidio di Francesco Augeri, indagini complicate, la storia viene ricostruita dal GIP in 34 pagine dopo gli interrogatori di garanzia, una storia complicata diciamo, da raccontare, da ricostruire, soprattutto perché c'è scarsa collaborazione da parte delle persone che si trovavano in quella notte tragica presenti o nelle vicinanze di quanto è successo, ma sentiamo. Dopo le coltellate il silenzio, quasi assoluto. Pochi hanno parlato dopo la morte di Francesco Augeri. Lo ha fatto Francesco Schiattarelli che, braccato dai carabinieri, si è consegnato nel carcere di Secondigliano, dove è ancora recluso in forza della convalida del fermo emessa ieri dal GIP di Napoli. L'indagato ha dato la sua versione dei fatti, così come ha riferito la propria agli inquirenti Raffaele Criscuolo, protagonista insieme a Schiattarelli e Augeri della nottata di sangue. L'unico tra i presenti con certezza in entrambe le scene ricostruite dal GIP nelle 34 pagine scritte all'indomani dell'interrogatorio di garanzia. Tutto inizia alle 3:30 presso la discesa Corvino a Diamante, quando minorenne litiga con Criscuolo. Pare per una spallata. È una cosa di poco conto, ma il ragazzino tira fuori la prima lama e ferisce il 28enne che se ne va sanguinante. Giusto il tempo di entrare in un bar dove era seduto Francesco Augeri. È l'incontro che cambia il corso della storia. Ciccio si convince ad aiutare l'amico e insieme vanno a cercare l'autore dell'aggressione. Sono all'incirca le 3:40, il chiarimento si trasforma in qualcosa di molto più violento e Francesco Augeri viene accoltellato almeno 3 volte. Morirà per quelle ferite. Non si sa bene chi sia stato presente alla scena. Un personaggio in particolare, un certo Enzo, avrebbe riferito l'accaduto ad altre persone che stanno aiutando gli inquirenti a mettere insieme le tessere del puzzle. Eh sì, perché invece chi c'era davvero ha fatto di tutto per tirarsi indietro, sparendo nell'ombra o chiudendosi a riccio, nella speranza di non essere tirato in ballo o addirittura di farla franca. Anche i genitori delle persone coinvolte mantengono un atteggiamento non collaborativo, per non dire omertoso. Un esempio? Le resistenze nel mostrare i cellulari dei figli, memorie indelebili che nascondono chissà quali segreti. Le vicende della scuola hanno protestato questa mattina davanti alla sede del provveditorato degli studi di Cosenza i docenti di sostegno impegnati nelle scuole del nord che hanno fatto domanda di assegnazione nella provincia di appartenenza. Sentiamo. Io dovrei andare davanti al portone a aspettare il dottor Greco. Io vado dietro la sua stanza, adesso vado a salire, la provo, mi chiamano i carabinieri, se no io faccio una forzatura. Tanto gli do la patente, poi andiamo, ormai questo è l'andazzo dell'Italia. Io faccio una forzatura perché devo andare dietro la porta del dottore Greco, lo aspetterò fino a quando non mi riceve. Hanno protestato stamani davanti allo stabile che ospita il provveditorato agli studi di Cosenza, docenti di sostegno sulle discipline, insieme alle sigle sindacali. Chiedono chiarezza e celerità perché come ogni anno hanno fatto domanda di assegnazione provvisoria per rientrare nella provincia di appartenenza, ma a meno di 18 giorni dall'inizio delle elezioni tutto tace. Le conseguenze sono che ancora gente deve essere immessa in ruolo. Tra le altre quell'assurdo che sono state date le cattedre e alcuni hanno avuto addirittura l'incarico revocato, cioè l'immissione in ruolo revocata perché adesso devono attingere da un'altra graduatoria. Qui se difendi uno penalizzi l'altro, qui non si tratta di difendere qualcuno a privilegiare un altro, qua si tratta di fare in modo tale che le cose funzionino seriamente nella scuola italiana.
Pietro Falcone è uno dei tanti docenti immesso in ruolo a Cremona. Come lui tante donne e uomini vivono l'incertezza di dover abbandonare i propri affetti, non hanno ancora trovato sistemazione nelle sedi di appartenenza e sperano alla fine di trovare una soluzione seppur provvisoria. E noi siamo qui per ribadire la nostra sfiducia, ecco, anche nei confronti di un sistema che ogni anno ci vede costretti a stare qui davanti, diciamo, al provveditorato per chiedere un rispetto sia dei tempi e soprattutto di quello che è un nostro diritto e un diritto di tutti i ragazzi che appunto hanno necessità di vedersi affiancati un docente per poter, diciamo, adempiere a quelli che sono i loro appunto diritti alla formazione e allo studio. Siamo qui soltanto per ribadire che, come ogni anno, anche quest'anno ho fatto la domanda di mobilità con 10 giorni di anticipo rispetto all'anno scorso e siamo praticamente addirittura d'arrivo, cioè al 31, e ancora quest'anno non è stata rispettata né la scadenza, né abbiamo certezze su quando verrà rispettata e se verrà fatta. Noi ci siamo occupati di un censimento naturalmente informale su tutta la provincia, quindi sappiamo che i posti, le disponibilità ci sono per tutti, ci sono anche sulla disciplina e ci saranno anche per i colleghi ancora rimasti, diciamo, nelle GAE. Quindi non capiamo quale potrebbe essere la difficoltà nel rispettare le tempistiche senza costringerci a prese di servizio formali, quindi ad andare a migliaia di chilometri di distanza dalle nostre famiglie, lasciando figli, mogli e con tutto quello che ne comporta e ne consegue, soltanto per adempiere a un puro atto formale in cui la burocrazia diciamo, ci ha ancora una volta costretti. Il patrimonio culturale dei docenti che è fuori provincia è in numero superiore a tutte le altre province, per cui la gestione ordinaria di quelle che devono essere tutte le incombenze a cui sono sottoposti i vari ordini di scuola sono talmente tanti, do soltanto un numero. Sono circa 3.000 le domande che devono essere messe a posto per quanto riguarda sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie. Per cui, come dire, c'è una difficoltà oggettiva nell'operare con una certa tranquillità, però stamattina la protesta si è incanalata in un modo abbastanza pacifico, tranquillo. Il dottor Greco, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, ha ricevuto le organizzazioni sindacali e quindi ha fatto il punto della situazione attuale con cui hanno a che fare i vari comparti della scuola di Cosenza, dicendoci alcune cose, dandoci anche dei numeri che per certi versi sono anche confortanti, peraltro ovviamente non è così. Per esempio sul sostegno, che è il punto più dolente per cui la protesta si è concentrata stamattina, riguarda soprattutto il secondo grado. I dati che ci ha fornito stamattina il dottore Greco riguardano 283 richieste di rapporto 1 a 1 per quanto riguarda il sostegno, quindi è già un primo passo che è stato già ufficializzato. Per quanto riguarda la primaria sono 322 i posti richiesti, l'infanzia 111 e 296 riguarda il primo grado. Questi numeri danno la possibilità a centinaia e centinaia di docenti che sono fuori provincia di rientrare. I tempi di soluzione dipende da una circolare ministeriale che è arrivata al provveditorato di Cosenza intorno al 23 di marzo, nella quale si dà la disposizione che i docenti e il personale ATI impegnato all'ATP a supportare il lavoro dell'organico dell'ATP stesso dovrà rientrare il 1° settembre a scuola. Questo è il dato drammatico con cui oggi noi dobbiamo fare i conti. La Calabria ha ancora troppe coperture in Eternit, un materiale molto pericoloso per la salute. Ebbene, finora censimenti per fare il calcolo, il conto di quanti tetti ci sono pericolosi in Calabria, e sono veramente tanti, soprattutto in alcune zone sparse per le diverse province calabresi. Adesso arrivano finalmente i fondi, 42 milioni dei 400 circa totali stanziati sul livello nazionale, che arrivano dal Ministero tramite la Regione e arriveranno direttamente ai comuni. Si comincerà con gli edifici pubblici.
Nel 2016 in Calabria c'erano 10,7 milioni di metri quadrati di coperture in Eternit, dati raccolti dalla Regione che all'epoca cominciava a censire la presenza del materiale contenente amianto per programmare interventi di bonifica. L'indagine aveva svelato alcune situazioni molto delicate nel Vibonese, nel Reggino, ma anche nel Crotonese e nel Cosentino, con alte percentuali di tetti e altre strutture realizzate in Eternit. Parallelamente al censimento si era proceduto anche a raccogliere i dati relativi all'incidenza sul territorio regionale del mesotelioma, tumore molto aggressivo che colpisce il tessuto di rivestimento dei polmoni, originato dall'esposizione alle fibre di amianto. Finalmente, dopo le sollecitazioni degli ultimi anni, la Regione ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente 42 milioni di euro per la bonifica dell'amianto all'interno degli edifici pubblici, a fronte dei 420 milioni del totale dei fondi stanziati in tutta Italia. Fondi che saranno disponibili dopo la pubblicazione della delibera del CIPE, che ha già passato il vaglio della Corte dei Conti. L'amministrazione regionale intende utilizzare questi fondi, ha detto l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo, in concertazione con i comuni attraverso procedura diretta di affidamento. Le priorità sono state già stabilite e riguarderanno ospedali, scuole e altre strutture pubbliche. L'assessore ha poi ricordato l'approvazione della legge sul registro dei tumori, una normativa proposta dal consigliere regionale e presidente della terza commissione consiliare Michele Mirabello, che si attendeva da tempo e che ha consentito di avviare i registri tumori in tutte le province calabresi. Andiamo adesso a Vibo, situazione delicata nel canile, non si riescono a superare le criticità e allora è stato chiesto l'intervento delle istituzioni. Il prefetto ha istituito un tavolo tecnico. Siamo dinanzi al cancello del canile municipale che da qualche tempo è gestito dall'ADA, Amici degli Animali, una onlus che però ha dovuto affrontare una serie di problematiche. Questa convenzione con il comune di Vibo Valentia tra l'altro scade in ottobre, ma le problematiche sono state tante, con una serie di incontri anche con il prefetto e con il sindaco. Sì, noi abbiamo circa un mese fa simbolicamente consegnato le chiavi del canile nelle mani del prefetto e quindi in prefettura. Per quale motivo? Perché in quel momento storico particolare alle problematiche già esistenti sulle quali eravamo intervenuti per risolvere se ne erano aggiunte due nuove. Uno era afferente, ahimè, agli operai che purtroppo talvolta, forse spinti da altre motivazioni, cercavano e tendevano a boicottare il lavoro all'interno del canile con disagi notevoli per gli animali. L'altra situazione era indubbiamente di carattere economico, perché con la somma che l'amministrazione comunale con grande coraggio ha cercato di mettere a disposizione, spremendo le casse comunali, quella somma di 7.500 euro è assolutamente insufficiente per poter badare e gestire nella quotidianità 243 cani. Proprio col prefetto abbiamo ragionato e lo stesso ha calcolato che all'incirca ogni cane costa giornalmente su un tariffario nazionale ed europeo quasi 3 euro al giorno. Noi qui abbiamo 243 cani, quindi è una somma che supera abbondantemente i 7.500 euro, arriviamo a 17.500 euro, di tal che siamo riusciti a superare i momenti di difficoltà, quindi a creare le nuove convenzioni, a strutturare il canile e a gestirlo. In tutti i casi abbiamo alzato l'asticella, cioè abbiamo detto ad un certo punto basta ragionare fra di noi il problema, c'è la necessità che le istituzioni, quelle serie, quelle forti, intervengano e così sta succedendo. È intervenuto il prefetto ha convocato in qualche modo, ha notiziato l'amministrazione comunale, il sindaco diligentemente e immediatamente ha convocato la cosiddetta task force, un tavolo tecnico, e all'interno di questo tavolo tecnico abbiamo già posto le prime soluzioni, per esempio al randagismo. Continua l'azione di contrasto agli stupefacenti, non solo al traffico, anche alla produzione, ennesimo rinvenimento di una piantagione. Vediamo. Sono finiti in manette Domenico Scarmato, di 66 anni, e Domenico Michalizzi, di 60 anni, già noti alle forze dell'ordine perché accusati di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, un'attività illecita che non avevano mai tralasciato nonostante i guai con la giustizia, visto che i due sono stati sorpresi mentre erano intenti a raccogliere oltre 150 piante di canapa indiana, dell'altezza media di 1 metro circa, in pieno stato vegetativo, coltivate all'interno di un fondo agricolo in disuso che dai successivi accertamenti
investimenti è il risultato di proprietà delle Ferrovie dello Stato, nelle vicinanze del piccolo comune di Candidoni nella piana di Gioia Tauro. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Rosarno, in sinergia con i cacciatori di Vibo Valentia, a scoprire la ricca piantagione, arrestando in flagranza di reato i 2 pregiudicati. L'intera piantagione, alimentata da un sistema di irrigazione realizzato artigianalmente, avrebbe consentito di conseguire profitti per decine di migliaia di euro. Tutte le piante rinvenute sono state distrutte, mentre i campioni prelevati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati sequestrati e sono stati trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso, mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in attesa del giudizio di convalida come disposto dall'autorità giudiziaria. Il sequestro si inserisce in una serie di rinvenimenti di vaste piantagioni di canapa indiana effettuati dai carabinieri della piana di Gioia Tauro nell'anno in corso. Da ultimo quello dello scorso 21 agosto, che ha permesso di rinvenire oltre 28.000 piante e conferma un'azione di contrasto al fenomeno della produzione e della coltivazione di marijuana sempre costante e pervasiva in questo territorio. E adesso altre storie ai nostri 100 secondi di cronaca. Beni per 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia coordinata dalla DDA di Reggio Calabria un 71enne attivo nella piana di Gioia Tauro, ma con interessi nelle province di Vibo, Roma e Bologna. Dagli anni 70 in poi ha costruito un vero e proprio impero economico nel campo della ristorazione dei villaggi turistici, con l'appoggio della Cosca Piromalli e dei legami con i clan De Stefano di Reggio, Mancuso del Vibonese e Cocco di Milano. I sigilli apposti a 5 appezzamenti all'interno o nelle adiacenze del complesso turistico Baia Tropea Resort, sequestrato nel 2016 assieme al Blue Paradise di Parghelia. La Guardia di Finanza di Reggio ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200.000 euro nei confronti del titolare di un'azienda agricola e di 30 falsi braccianti accusati di truffa ai danni dello Stato. Sigilli a conto correnti e depositi, 13 immobili e 12 auto. Le indagini hanno accertato che l'azienda, con sede a Scilla, pur risultando attiva, di fatto non avesse mai operato. I carabinieri hanno arrestato a Rocca di Neto, nel Crotonese, un 27enne e un 25enne con l'accusa di coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di controllo, hanno sorpreso i 2 intenti a irrigare 20 piante di canapa indica dell'altezza media di circa 2 metri. La piantagione si trovava nelle vicinanze di un piccolo lago artificiale. Le piante sono state estirpate e poste sotto sequestro. Trasportavano la droga su un'auto medica della Croce Gialla di Marina di Gioiosa Ionica. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 10 kg di hashish e ha arrestato 2 corrieri. Si è insediato il nuovo direttore dei Vigili del Fuoco della Regione Calabria, ha detto la priorità è fare squadra. È arrivato in Calabria da pochi giorni, proprio in concomitanza con la tragedia del Raganello e l'ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Marco Ghimenti è il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Oggi ha incontrato la stampa per presentarsi e parlare del suo modo di interpretare il ruolo che ricopre. Se gli si chiede quali siano le priorità, risponde capire le esigenze primarie, conoscere il territorio con molta umiltà e rispetto per la realtà e per quello che è stato fatto, cercando di dare un contributo sostanziale, puntando sempre a fare squadra. Ma Catanzaro, dal punto di vista del corpo, che attualmente è quello che diciamo chiaramente ho più preso in cura come priorità, in cura dal punto di vista di attenzione, è una situazione sicuramente positiva, in linea con quello che è lo standard del corpo nazionale, che in quanto nazionale assicura sempre diciamo, un livello di prestazione e di attenzione, secondo me, che rimane adeguato in ogni regione d'Italia. Per il resto, insieme ai colleghi qui della direzione e dei comandi, ai comandanti e a tutto il personale della Calabria, diciamo chiaramente andremo a vedere le situazioni più particolari, provincia per provincia. Sono dell'idea, ha aggiunto Ghimenti, che viviamo in tempi di grandi velocità e nello stesso tempo in un periodo in cui bisogna partire dalle situazioni che uno vive, capirle, poi bisogna fare piccoli passi in avanti, in piena aderenza con quelle che sono le esigenze sia delle persone che lavorano con noi all'interno del corpo, sia di quanti operano sul territorio. Ingegnere, romano, in servizio dall'89, Ghimenti, dirigente generale, e attualmente reggente fino a metà settembre del comando provinciale di Roma e di quello di Reggio Calabria. Pilota di elicotteri e già dirigente del servizio aereo del Corpo Nazionale. È stato comandante provinciale ad Ascoli Piceno e ha diretto l'Istituto Superiore Antincendio. È necessario, ha sostenuto il nuovo direttore regionale,
Pianificare a lungo termine e guardare avanti, tenendo conto soprattutto della prevenzione, che è un fatto importante. Ghimenti, rispondendo alle domande dei giornalisti, non ha negato le carenze negli organici che riguardano anche la realtà calabrese. Si tratta di un problema generale, ha detto, anche se su questi temi bisogna dire che c'è maggiore attenzione da parte della politica. A livello di corpo, comunque, si cerca di ripartire in modo equo le risorse. Certo, in una regione con un territorio bello ma difficile, come quello calabrese, il problema è ancora maggiore. Hanno scelto Catanzaro, gli organizzatori del Festival di Cerisano, per presentare la nuova stagione. Tutto è pronto a Cerisano per la 25esima edizione del Festival delle Serre, un evento importante presentato a Catanzaro nella Sala Oro della Cittadella Regionale, che rientra a pieno titolo tra i festival storicizzati della Regione Calabria. Venire in regione significa far maturare anche il festival con una caratura regionale, oltre che ringraziare il Presidente della Regione per il supporto che ha dato alla nostra comunità e agli uffici che hanno apprezzato le nostre progettualità in questi anni, ma significa anche dare un tono al Festival di Cerisano, che io sto definendo il festival più bello della Calabria. Questo è il nostro 25esimo anno, è un traguardo importante che vorrei condividere con tutti i miei predecessori. Mi sembra corretto anche fare a loro un ringraziamento. Aver trainato il festival per 25 anni e un plauso va anche alla comunità tutta, che ha condiviso con tutti gli amministratori questa bellissima esperienza. La cittadina delle Serre Cosentine per 8 giorni si trasformerà in un teatro all'aperto per accogliere il pubblico delle grandi occasioni. I vicoli e le piazze, tra fiori e profumi, diventeranno quinte naturali per spettacoli di jazz, teatro, cinema, musica classica, mostre e tanto altro, che quest'anno richiameranno la Sicilia, in quanto il festival gode del patrocinio del Comune di Palermo, capitale italiana della cultura 2018. Quest'anno in particolare mi sembra un'edizione che mette insieme, che avvicina l'identità locale con l'apertura a visioni altre, e questo avviene attraverso ogni linguaggio, attraverso la musica, attraverso le arti visive, attraverso i dibattiti, che pure saranno tanti. E poi altro elemento davvero che mi ha colpito molto è questa capacità di pensare anche al coinvolgimento dei bambini, che vengono dimenticati troppo spesso nella dimensione di cittadini del presente, dico io, non del futuro, perché sono cittadini a tutti gli effetti, e che invece in questo caso godono dell'opportunità di essere coinvolti tra le loro strade, tra quelli che sono i luoghi della quotidianità, in eventi che pure hanno qualche cosa di straordinario. L'appuntamento con il Festival delle Serre è a Palazzo Sersale per il 2 settembre, con la serata di apertura e l'opera di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana. Anna Franchino adesso ci racconta lo stato di avanzamento dei lavori al Marulla in vista della partita di sabato con il Verona alle 18, naturalmente con un occhio di riguardo al manto erboso, e poi del boom della vendita dei biglietti. Ieri si è aperta la prevendita e le cose stanno andando a gonfie vele, come era previsto. 48 ore dalla sfida Cosenza-Verona al San Vito Marulla si lavora incessantemente per permettere il regolare svolgimento della gara. Gli operai proseguono nella numerazione delle tribune e del settore ospiti. Così come prosegue a ritmo serrato la posa del prato, si lavora anche di notte per permettere alla ditta aggiudicataria di terminare in tempo per l'arrivo dell'agronomo della Lega, che darà l'ok alla disputa dell'incontro. La commissione di vigilanza ha dato già parere favorevole e l'assistente al cantiere che coordina i lavori tranquillizza anche i più scettici. Tutti sono preoccupati, ma abbiamo dato parola al comune, al sindaco e alla città che sabato si giocherà. Quindi tranquillizziamo tifosi appassionati, perché il Cosenza sabato giocherà in casa. Dobbiamo solo pregare in questo bellissimo sole e basta. Sotto lo sguardo attento dei tifosi che sbirciano da ogni angolo dell'impianto, gli operai lavorano sotto il sole cocente di queste ore. Per fortuna anche le previsioni giocano a favore dei lupi e i tifosi, anche i più navigati, seguono la messa in opera senza perdersi neanche un minuto. Io pensavo che stamattina trovo finito già tutto. Alcuni si dicono fiduciosi. Dobbiamo sempre essere fiduciosi, noi c'è una partita persa.
La fiducia la dobbiamo avere per forza. Altri invece sono preoccupati. Preoccupato perché comunque il terreno sembra buono ma non da giocare, quindi avrei preferito giocare fuori almeno la prima, perché poi avremmo avuto 20 giorni comunque per sistemare il terreno nella migliore dei modi. La prevendita partita ieri pomeriggio va a gonfie vele e in queste ore potrebbe avere un'ulteriore accelerata. In tanti si sono messi in fila per acquistare il tagliando della prima in B del Cosenza dopo 15 anni. Preoccupato no, siamo arrivati già i biglietti, tutto a posto. Aspettiamo che il campo si finisce e poi ci vediamo questa partita sperando di una bella vittoria. Adesso vediamo il meteo con le previsioni per le prossime ore, non soltanto per il Savito Marulla. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Dopo la fase perturbata e fresca dei giorni scorsi, la Calabria è interessata da un debole promontorio anticiclonico che farà innalzare lievemente le temperature garantendo tempo discreto. In ogni caso, già da giovedì tale promontorio subirà un nuovo indebolimento a causa di una debole perturbazione atlantica che apporterà nuova instabilità pomeridiana sulle zone montuose della nostra regione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani inizialmente poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata, generale aumento della nuvolosità, in particolare sulle zone montuose, con possibilità di rovesci, localmente anche temporaleschi, che potrebbero sconfinare brevemente sulle aree dell'Alto Ionio Cosentino e su Catanzarese Ionico. Temperature stazionarie. Domani mari poco mossi a tratti calmi, venti che sul Tirreno soffieranno per gran parte della giornata da nord-ovest deboli, a regime di brezza sempre deboli sullo Ionio. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. A proposito della partita del Marulla, il presidente Guarascio ha voluto celebrare il ritorno del Cosenza nello stadio di casa per una partita di Serie B con una dichiarazione. La Serie B torna al Marulla dopo 15 anni, domenica scorsa le bandiere rosso-blu hanno ricominciato a sventolare negli stadi della Serie B, ad Ascoli ha avuto inizio la nuova stagione e sabato riapriamo i cancelli del Savito Marulla per ospitare nuovamente la gente cosentina e calabrese che tiene ai nostri colori. Ci siamo ripresi il nostro posto con grande dispendio di energie, adesso insieme vogliamo difendere quanto ottenuto ma continuare ad inseguire nuovi traguardi. Sabato vi aspetto, dice il presidente Guarascio, numerosi e come al solito calorosi e entusiasti, ricominciamo insieme una nuova avventura. È tutto per questa edizione, ci vediamo nelle prossime, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.